scritto la canzone dedicata alle mamme e successivamente quella dedicata ai papà. Un messaggio molto 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 semplice, che è questo: tutti noi abbiamo visto i nostri genitori fare dei sacrifici immensi per non farci mancare nulla, soprattutto per fornirci quegli strumenti necessari ad affrontare una vita sempre più difficile. Man mano che diventiamo più moderni, anche la vita diventa più difficile. Ebbene, se non fosse stato per i loro sacrifici e per il loro voler credere che in qualche modo, rinunciando loro a qualche cosa, potevamo averne qualcuna in più noi, nulla sarebbe stato possibile per ognuno di noi. E per ringraziarli che cosa succede? Che magari potevano avere una casa più bella, un'auto più lussuosa, potevano fare anche magari qualche vacanza. Alcuni dei nostri genitori non hanno mai visto una vacanza, per esempio, e questa non è una cosa da poco, perché prima o poi tocca anche a noi poi diventare genitori, no? E che succede a quel punto? Iniziamo a capire cosa vuol dire fare dei sacrifici per i figli, ma siccome la vita il conto te lo presenta sempre, succede anche che a un certo punto i ruoli si invertono. Quando eravamo piccoli ci tenevano in braccio, ci davano la consapevolezza di essere protetti, di essere al sicuro. Arriva un momento in cui loro diventano anziani e questo mondo, quello di oggi, non è un mondo per anziani, nel senso che si dicono tante cose ma alla fine se ne fanno meno, molte meno di quelle che si dicono. Le persone che vanno avanti con l'età hanno bisogno di essere rassicurate, hanno bisogno di essere rasserenate, hanno bisogno di sentirsi utili, ma soprattutto devono sentire che tutto il bene che hanno fatto e che hanno dato in qualche modo torna indietro. E torna indietro come? Tocca a noi farli sentire forti e al sicuro, perché amati. E quindi possiamo fare una colazione in più, una pizza se capita, una passeggiata, e fargli sempre raccontare quello che vogliono raccontarci, perché la loro parola, come diceva Antonio Pazzola, don si fa è giusto che sentenzia. Lasciamogli dire quello che vogliono dirci, perché è tutta sapienza, sono tutti racconti che sicuramente ci faranno bene al cuore. E quindi, per dire grazie alle nostre mamme, ai nostri papà, ma anche ai nostri nonni, ovviamente, queste due canzoni. Inizierò con Imprentas de Anima, dedicata ai papà, e continuerò con i Stellas. Ricordiamocene sempre, finché ce li abbiamo, dedichiamo loro tutto il tempo che riusciamo a dedicare, perché non c'è bene più grande dell'amore che ci hanno dato e che in qualche modo dobbiamo restituire. Applauso grande per tutte le mamme e per tutti i papà presenti a casa, ma anche quelli che ci guardano da lassù. Ho portato qualche immagine da casa, visto che manco spesso da casa, me li porto dietro, queste due canzoni, genitori, figli, insomma, è una piccola parte della mia famiglia che sarà qua sul palco insieme a me. Fantasia, e da sapere
sul suino assai faina e sighi da sandera un pane a passo lento e scultare di a terra e donzi con tue avventu e prima melodia su tempus inconsistente che siamo sparis non è mai bastante sul gole serale uno gigante rido ancora più umano para romper su tempus e a tutti si